Riapre oggi il Conad, un punto di riferimento negli anni e lo sarà anche per il futuro grazie al lavoro della vostra famiglia? Beh, un sogno diventa realtà. Il legame che ho con questa città è un legame molto particolare e quando si è presentata questa occasione non ho fatto altro che pensare di realizzare ciò che oggi stiamo vedendo. Ecco, quanto lavoro ci è voluto per ripristinare e riportare all'abitabilità, alla fruibilità della gente questa struttura ferma da tanti anni? Beh, circa 12 mesi di lavoro diciamo assiduo e grazie a un'impresa importante del territorio abbiamo fatto sì che si realizzasse questo progetto. Oggi facciamo partire i primi due piani del ex Palazzo Stanta, oggi dico Palazzo Conad, e poi lavoreremo per realizzare ciò che sarà il primo piano che è in work in progress. Si apre oggi una struttura dopo tanti anni di chiusura molto notata a Agrigento, ricordiamo i magazzini Standa, ora diventa il centro Conad. Sì, oggi è un giorno importante per Agrigento, dopo quasi 2 anni di lavoro della famiglia Messina, anche in simbiosi anche con noi del comune, perché ho voluto anche io fortemente che questo progetto si realizzasse. Oggi finalmente il Palazzo Stante si potrà chiamare Palazzo Conad, è una struttura meravigliosa al centro della città, anche in previsione anche dell'apertura dell'università in Via Atenea e anche per la presenza di tantissime strutture ricettive. Penso che questa opera sia fondamentale non solo per Agrigento 2025 ma per il proseguo.